Nel corso del 1800 e del 1900 in Sardegna molte volte uomini e donne hanno gridato "Asciugonnottu! Asciugonnottu!", invocando proprio il ritorno a quella forma di comunismo agrario dell'antichità. Sundighi de Sant'Andrea, l'11 di novembre del 1968, un amico mi telefona da Orgosolo. "Franzi, Cici tu, beni, in che siamo a Repubblica". Salto sull'auto e parto. Arrivo ad Orgosolo e per strada non c'è nessuno. Uffizios, bottegas, scolas, tutto serrato. Nella facciata del comune vada un tazebao manno, vesti scritto "in che siamo a Repubblica". E anche nella facciata, nell'ingresso della chiesa, c'è un altro grande tazebao: "Gesù Cristo, fi d'un massaio e fi lanz". Era un contadino ed era magro. Ci sono tazebao in tutte quante le scuole. Nelle medie hanno scritto "Custa e si scola de sos padronos, abbascio Carducci e viva Gramsci". Il paese si sta riempendo di murales. Hanno cacciato l'intero consiglio comunale, l'hanno posto a Caddesaino, hanno occupato il comune. E l'amico che mi ha telefonato si trova nella sezione rivoluzionaria, in su circolo de sos abbolottadores. C'è tantissima gente, ci sono tutti i laribiancos di Orgosolo, pastori senza bestiame, contadini senza terra, ragazzi che lavorano a giornata, studenti, insegnanti. C'è aria di Bastiglia, non ci sono comandanti, tutti parlano di tutto. La sera arriva un telegramma anche da Emilio Lussu: "Torrare a Sugonnotto". Al mio ritorno in paese, il giorno dopo, si è riunito un gruppo di laribianco, mi stanno aspettando, vogliono sapere cosa stanno facendo ad Orgosolo. Nara Cicito, raccontaci tutto. Ed io, gosi e gosi, a Orgosolo hanno fatto la Repubblica. Sos laribiancos sono entusiasti. Dai, la fagimos in Ogheburu, ponimos il ricoso a culo in terra. Però, Tio Petru Urbino, un uomo saggio, valente, sin devesala, a durate calmos, insettamos tutto cantos. Sa si storia, non la faghen sol de salbidda, la storia la fanno, la scrivono quelli della città. E stamos a bere, a faghere sos orgolesos. E che fine fece la Repubblica di Orgosolo? Durò 4 giorni. A Saschimbe Diese arrivò su viceministro Cossiga e diede 500.000 lire a testa ad ogni pastore. Su circolo de sos abbolottadores venne chiuso e sa Repubblica ponzei su culo in terra.